Il 2020 del Canicattì si apre al Saraceno di Ravanusa, teatro di ben 7 successi nel girone d'andata della formazione di Mister Romano, solo un pari e solo una sconfitta. È un casino bollente insomma per il Canicattì, che oggi ospita il Pro Favara, formazione di Mister Romano che vede valenti tra i pali, linea difensiva con 4 giocatori: Cammarelli, Di Mercurio, Maggio e Tedesco, a centrocampo Vittorio Caronia, Greco e Malluzzo, in avanti Angelo Caronia, Iezzi e Matera. Il 2019 si è chiuso con un successo in casa a Canicattì, netto 5-0 contro l'Alba Alcamo, sconfitta invece per il Pro Favara in casa della San Cataldese e formazione ospite che è scivolata dunque in zona play-out. Sembra essere tutto pronto per il fischio iniziale, maglia bianca classica per il Canicattì, in giallo, inserti blu invece gli ospiti del Pro Favara. La carica dei tifosi del Canicattì quando inizia finalmente la partita, il primo tempo subito con una chance, calcio d'angolo, il pallone viene respinto da Chimenti, poi Iezzi in qualche modo, alla fine il pallone non viene liberato alla difesa del Pro Favara, c'è allora un cross dalla destra, il tentativo in acrobazia da parte di Angelo Caronia e un assist per Iezzi che sfiora il palo. Canicattì ha un passo al vantaggio al secondo minuto. Al quinto la risposta del Pro Favara con Sette Case che mette la sfera sulla sinistra, penetrazione sulla fascia, il pallone finisce al centro, Rose sfiora il palo con questo sinistro potente che per poco non batte il portiere Valenti. Qui è Vittorio Caronia invece ad allargare per l'altro Caronia, Angelo pallone nel corridoio, occhio alla penetrazione di Greco a tu per tu con Chimenti, bravissimo il numero 1 del Pro Favara a dire di no al numero 8 di Mister Romano, spinge ancora il Canicattì, bella la combinazione su calcio d'angolo e uno schema, Angelo Caronia libera Di Mercurio, alto sopra da versa il tentativo del centrale difensivo, continua il Canicattì a spingere ma il Pro Favara riconquista su errore da parte di Maggio, la penetrazione ancora da parte di Azzara, esterno della rete su assist di Rose per Angelo Azzara, dalla destra invece il cross del Canicattì, il pallone sul secondo palo, Angelo Caronia non indovina la conclusione che sarebbe valsa l'1-0 proprio al duplice fischio. Amici della Wii Sport, si conclude così il primo tempo reti bianche al Saraceno di Ravanusa. Nella seconda parte di gara subito Greco a impegnare Chimenti che risponde presente su calcio di punizione, ancora un calcio d'angolo in casa Canicattì, Matera sfiora il gol incornando sul primo palo e facendo la barba al palo, stavolta Chimenti sarebbe stato battuto, occhio a Rose che trova continuo sul filo del fuorigioco a tu per tu con Valenti, ipnotizzato il calciatore del Pro Favara dal portiere del Canicattì che può riversarsi nuovamente in avanti, calcio d'angolo di Mercurio in qualche modo, poi c'è Greco, ancora Chimenti mette una pezza sull'angolo successivo, Caronia pesca Matera, 1-0 Canicattì al 70esimo a 20 dalla fine. Eccolo il guizzo da parte dell'ex città di Sant'Agata, il numero 9, il bomber, ha fatto 1-0, un gol pesantissimo. Pochi minuti più tardi però parapiglia in campo, ne avranno la peggio due calciatori da una parte e dall'altra, espulsione, doppia ammonizione per Iezzi ed espulsione diretta per Iannello, entrambe restano in 10, attacca ancora però il Canicattì, qui Greco, colpo di testa di Matera che colpisce la traversa da 1 metro, poi calcio di punizione, continua Greco con il suo sinistro, mette dentro Matera, Chimenti si deve superare per evitare il raddoppio a 5 dalla fine, ma è triplice fischio al Saraceno di Ravanusa, il Canicattì vince e sorpassa l'Agracas in classifica e adesso è al secondo posto in classifica, a meno 5 dal dattilo, decide il gol di Matera. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima!